Mismo. Ci siamo già in onda come un solo uomo, pur essendo in due. Benvenuto come tutti i mercoledì, cosa di cui Cardinale, buongiorno! il grandissimo fratello Carlo Cambi, in cima alla piramide della gerarchia massonica di tutti i tempi e di tutte le logge. Grazie Carlo, perché a gratis, e in questo non sei proprio un massone, a gratis ci offre la sua competenza, la sua simpatia. Il nostro direttore mi ha fatto venire in mente una storiella bolognese di tanti anni fa. Che roba è? Io sono curioso. È la signora un po' attempata, sai che è passato tempo, per cui insomma diciamo l'entusiasmo coniugale si è un po' sopito. Lei aspira, guarda il marito e gli fa se tu mi amas, e lui gli risponde ma no che non t'amasco. Questo naturalmente con riferimento, niente, con nessun riferimento, basta, è inutile commentare le storielle, si godono e basta. Allora Carlo, stamattina ti sei fatto anche come al solito la tua rassegna stampa, certo, perché ormai sei l'uomo insostituibile. Sei il re delle rassegne stampa quotidiane. Io vedo sulla Verità, il tuo giornale, due bei titoli interessanti. Stamattina avremmo dovuto avere con noi, ma ce l'abbiamo domani, Rita Cavallaro. No, non mi puoi fare così, Cappio! Che firma. Io sono un pane sfegatato la Cavallaro. È una collega molto in gamba, molto documentata. Potrei anche mettere in discussione il mio legame coniugale. E ha a che fare con Bologna, presumo, la cosa. Ma comunque, perché alla Cavallaro il marito gli fa se tu mi amassi, e lei che si occupa di risponde ma no che non ti amasso. Esatto. Allora, lei si è occupata anche con Brunella Bollodi di scrivere un libro, Il Verminaio, sugli spioni alla Direzione Nazionale Antimafia, all'epoca guidata dal dottor Caffiero De Rao, che adesso è parlamentare in quel di Roma, 5 Stelle naturalmente. Caffiero. Il Verminaio mi sembra il titolo giusto per quella roba qua degli spioni alla Direzione Nazionale Antimafia. Poi voglio sapere cosa ne pensi tu, perché io non ho capito a cosa servivano quegli spionaggi, se non lato brutto a 3 giornalisti del Domani che sono implicati nella vicenda, no? Trocchia, Vergine e Tiziano. Ma non è, la fai facile, No, la faccio molto facile, infatti, perché secondo me è un po' più complicata la storia, no? E non so neanche cosa c'entrino esattamente i giornalisti, perché il loro direttore, giustamente, sul Domani, Emiliano Fittipaldi, ha scritto proprio di recente, e questi qui sono giornalisti che indagavano sui potenti. Dobbiamo impedire ai giornalisti di indagare sui potenti, colpire anche loro? Piatti migliore era quello che correva in Formula 1. No, poi chiedo la tua opinione, però questo è un argomento, ma l'altro argomento del giorno, non solo sulla Verità ovviamente, è naturalmente un altro scandalo di corruzione sui fondi e sugli appalti in sede di Unione Europea. Qui ci sono dentro a pieno titolo i primi piani del PD. Leggevo stamani su Politico.eu, la rivista Politico, che la cosa riguarda molto da vicino la signora von der Leyen, anche perché uno degli arrestati, poi sono stati rilasciati, l'altro è l'ex ministro degli esteri e vicepresidente della Commissione europea Mogherini. L'altro arrestato è un uomo intimo di Romano Prodi da sempre, anche militante del fronte gay, eccetera, eccetera, ma soprattutto funzionario di altissimo rango dell'Unione Europea e di recente passato al servizio proprio di Ursula von der Leyen, no? Ha assunto un ruolo di primo piano nella Commissione von der Leyen recentissimamente. Sannino, l'altro arrestato. Gli italiani sono 3, sono stati rilasciati. E questa è l'altra notizia del giorno, no? Che anche la Verità mette in primo piano con un commento del direttore Belpietro. Il titolo è abbastanza interessante stamani, Unione Europea corrotta come l'Ucraina. Allora Carlo, ti lascio un po' la parola, tu ci fai la sintesi della sintesi della tua rassegna stampa. A parte che me ne sono occupato pure io facendo un ritrattino dei due. Pensate che questo signor Sannino si è sposato col suo compagno
a Madrid facendo nell'ambasciata dove era Ecco, se tu ambasciatore, a pagina 2 spieghi chi è l'ambasciatore gay amico di Zan. una gran bella festa, venivano seguiti ovviamente Finocchi in Pinzimonio, niente, che ti posso dire? Siamo sempre alle solite, questa Europa dimostra vie più la sua assoluta inconsistenza dal punto di vista della capacità di autocontrollo. Fanno le bucce su tutto e a tutti questi signori dell'Europa, ma si sentono una casta, si sentono assolti da ogni vincolo, si sentono capaci di fare quello che gli pare. Devo dire che, tra l'altro, la cosa straordinaria è che è sempre il PSE nel mezzo a sti casini, cioè non c'è mai una volta che abbiano beccato uno di ECR o uno dei sovranisti o uno del gruppo della Lega con le manine in pasta, sempre e comunque i socialisti. Evidentemente sono antiche eredità, che ne so io, però c'è una cosa che vorrei dire, questa è molto seria. Vorrei che tu facessi il paio di questa inchiesta deflagrata improvvisamente con le parole del generale Cavo. Sì, Cavo Dragone. Perché a mio modo di vedere, sarà che sono un dietrologo spaventoso, è un doppio avvertimento all'Italia. Da che punto di vista, Carlo? In che senso? Sì, voi state facendo i pierini sull'Ucraina, vi siete allineati a Trump, come sai, fra l'altro ieri Salvini ha pure, secondo me, con giusta ragione, chiesto una pausa di riflessione sugli ennesimi stanziamenti per l'armi all'Ucraina. E allora dicono, sapete che nuova c'è? Vi facciamo vedere, caro governo Meloni, che noi in Europa, se vogliamo, sputtaniamo l'Italia e andiamo un passo avanti, indipendentemente da voi. Tieni presente che ieri il Papa Leone XIV ha detto una cosa fondamentale, che ovviamente tutti gli altri quotidiani sull'Italia. Sull'Italia, dicendo l'Italia ha questa funzione, potrebbe essere il ponte fra l'Europa e Washington, ma è evidente che se passa la posizione italiana, la prosopopea della signora von der Leyen, di quell'altra sciamannata che è la Callas, e anche di questi signori che sono abbarbicati alla poltrona che ti sta parlando, sto pensando a Starmer, sto pensando a Macron, sto pensando in qualche misura anche a Merz, perché Merz poi ha i suoi problemini con la AfD, non fanno i conti con la storia, perché la domanda principale da porsi è: ma se in Germania vince la AfD, questa corsa alle armi, poi come la giudicate voi, cari europei, che siete tutti per la democrazia, l'antifascismo, eccetera, eccetera, eccetera? Ecco, allora io sono convinto che, forse mi sbaglio, ma che ci sia un combinato disposto di far dire a Cavo Dragone che si va un passo avanti e farlo dire a un italiano, e nel contemporaneamente bastonare una rappresentanza diplomatica italiana per far vedere: guardate che se fate i furbi vi seguiamo all'altezza del ginocchio. Che poi Salvini e la signora Mogherini, la quale è dotata di tutto tranne che di una capacità all'altezza dei compiti che ha ricoperto, siano una manifestazione evidente della casta eurocratica che si ritiene al di sopra di ogni sospetto, e che siano totalmente figli di quella melassa inguardabile e indigeribile che è il PD nella sua formulazione di emulsione mal riuscita del cattocomunismo, in cui appunto il prodismo è stata l'unica ancora di salvezza per evitare la dissoluzione, è assolutamente vero. Ma che ci possa essere una lettura, come dire, un pochino più cattiva di questa inchiesta, secondo me è altrettanto possibile. Non so se Carlo, chiarissimo, anche perché mi pare che da un punto di vista delle accuse si andrà a finire in nulla come al solito. Vedi il Qatargate e tutto il resto. Non è l'oggetto. La stessa storia di Sì, Panzeri, appunto. è la stessa storia della, come si chiamava, la greca, che fra l'altro l'hanno pure torturata. Panzeri perché si è autopatteggiato, diciamo, vabbè, allora quindi è finita così. Però ma come si chiamava? Mi sbaglio sempre con la Callas, ma non è la Callas, ma l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, la greca.
che ha subito anche, tra virgolette, le torture, perché gli hanno già strappato via la figliola, eccetera, eccetera. Non è che quell'inchiesta poi ha portato chissà dove. Secondo me i belgi... Quindi hanno... il rilievo vero è il messaggio politico, quello che dici tu alla Secondo fine, me sì. no? Certo. Che è un messaggio poco rassicurante, perché in realtà non conta molto che questi siano del PD, no? Da questo punto di fuori vista. dal conformismo europeo, se state fuori dal conformismo europeo, non c'è neanche Prodi che vi salva, perché noi vi facciamo ritornare nell'alveo, Sì. ok? Quindi questo qui non è una questione che riguarda il PD e basta, riguarda Meloni anche direttamente. Si colpisce Il destinatario del messaggio è lei. Ma se ci pensi bene, compensata benissimo, perché tu, essendo meloniano, fra virgolette, godi perché dici, ah cazzo, l'hanno beccato un'altra volta. Certo. E invece non è finita lì la storia. Ma la storia non è finita lì, capito? Io la vedo così, poi può darsi che mi sbaglio, però... No, non mi sembra tanto sbagliata. Di solito a pensare male si fa peccato, ma... Non mi sembra tanto sbagliata, perché quegli ambienti lì, cripto, masso, mafiosi, eccetera, funzionano così, tutto sommato, no? Si va per avvertimenti, diciamo. Ma è un avvertimento anche alla signora von der Leyen, della serie non ti fa venire delle strane idee che mo ti metti d'accordo con Putin e ci lasci col culo per terra, che noi non possiamo comprare le armi, eccetera, eccetera, perché ce n'è anche per te. Cioè, Tant'è vero che il dottor Sannino, come ricordavo prima, è la personalità di cui tu hai fatto il ritratto stamani sulla Verità, è appunto recentemente entrato direttamente nel giro della von der Leyen, alla Commissione europea, no? Tieni presente che la von der Leyen ha nel suo armadietto non solo lo scheletro dei messaggini con burla per la Pfizer, ma c'è ancora l'inchiesta tedesca sui suoi rapporti con i generali. Ragazzi, io che sia tutto così trasparente in Europa, per cui va tutto secondo uno schema di fulgida democrazia, non ci credo, abbi pazienza. Carlo, sarà che per qualche tempo ho frequentato Bruxelles e quindi so che aria si respira in quelle stanze. Però, questo messaggio qui alla fine dove vuole portare l'Italia? Al contrario della direzione che dice il Papa e che tutti hanno ignorato, no? Su un fronte bellicista, su un fronte bellico. Ma secondo te, allora, tu avrai la riprova di quello che ti dico da una notizia che è in corso in queste ore. In Bulgaria sono scese in piazza 100.000 persone, 100.000, contro la prospettiva che dal 1° gennaio venga adottato l'euro, e vogliono rovesciare il governo sulla legge di bilancio che prevede nuove tasse per entrare nell'euro. Domanda: la Bulgaria non è un paese, non è Cipro, che è distante dall'Ucraina chissà quanto, ok? Ecco. Certo. La Bulgaria fa parte di quella cortina di paesi direttamente interessati dall'eventuale invasione russa. Detto fra me e te, non ci sarà mai. Putin non è dato mai, non c'è questo rischio. Ma Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, la Romania hanno detto che le elezioni non andavano bene perché erano che si rivoltano alla struttura europea, non vi dice niente. E non ti dice che questi stanno cercando in tutte le maniere possibili, immaginabili, per ingabbiare l'opinione pubblica. D'altra parte il fatto che Mattarella e Prodi insistano sull'idea che bisogna cancellare il diritto di veto in Unione Europea, questo significa. Quindi l'idea è: ci vogliono portare in guerra ad ogni costo. Sì. Contro la volontà dei popoli, i quali non credono più a questa Europa. Ma se tu questa Europa, voglio dire, la fai vivere come un coacervo di regolamenti assurdi, come delle imposizioni continue, senza nessun beneficio economico, ma perché la gente dovrebbe essere contenta dell'Europa? Guarda, stamattina c'è un editoriale di Anis su Repubblica che andrebbe ucciso. Anis fa tutta una pippa sul fatto che la gente non va a votare, parla della democrazia italiana come un ceppo essiccato, ok? Fa tutta la disamina sui corpi intermedi che sono morti, bla 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 bla. Sai come finisce il pezzo? Dicendo: non bisogna cambiare la Costituzione, ma sarebbe l'ora che si desse piena attuazione
al primo articolo della Costituzione che dice la sovranità appartiene al popolo. Porca troccola! Ma il Mattarellum e il Rosatellum, che sono quelle con i collegi e gli onorevoli e i candidati designati dalla segreteria di partito, chi cacchio l'ha fatto? Ma l'opposizione all'elezione diretta o del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio, chi cacchio la fa? Ma l'aver delegato all'Europa tutta la rappresentanza democratica, chi l'ha inventata? Lo capisci che stiamo dentro un gioco delle parti spaventoso dove il cittadino è stritolato? Ed ecco che secondo me l'inchiesta sulla Mogherini serve a dire: occhio, non ci provate minimamente a disturbare l'ordine costituito in Europa perché vi facciamo secchi. Tra l'altro, su questo tema tu fai una bellissima intervista oggi, sempre sulla Verità, pagina 7, a Gianandrea Gaiani, no? Il direttore di analisi difesa, che noi spesso ospitiamo qui anche in radio. Poi ci torniamo. Però il caso bulgaro che tu citavi mi ha molto interessato, perché in Bulgaria si sta ripetendo, con le dovute proporzioni e differenze, cioè quello che è accaduto anche da noi quando entrammo nell'euro, no? Ci sono gli stessi timori e ci sono anche le stesse politiche economiche, tanto che mi pare che il governo abbia dovuto ritirare il piano di bilancio fatto di sacrifici, tagli, eccetera, che avrebbe colpito i lavoratori comuni, le classi medio-basse. È stato ritirato per il momento, non so come andrà a finire il piano di bilancio. C'è stato un sacco di proteste e i sondaggi, lo riporta anche Euronews, dicono che almeno la metà dei bulgari è contro l'adesione all'euro perché teme rincari e perdita della sovranità nazionale. Un déjà vu incredibile che si ripete anche in Bulgaria, no? Sì, ma si ripete ogni volta che l'Europa si affaccia, non so se è chiaro. Appunto. Mentre per quanto riguarda la tua bella conversazione con Gianandrea Gaiani, che naturalmente è un filo russo, no? Perché chiunque eccepisca dall'ortodossia diventa un filo russo, no? O sbaglio? Se poi non giuri fedeltà assoluta al riarmo tedesco, all'amministrazione della von der Leyen e alle no, scusami, all'amministrazione della Callas e alle intemerate della von der Leyen, sei un filo russo, ok? Ma Ecco. devi leggere il diario di Natali Tocci oggi. Guarda, sulla stampa, sì. Che dice? È una roba spaventosa. È una finissima Cioè, la analista. Natali Tocci, finissima analista che prende lo stipendio dalla comunità europea, dall'Europa, perché se non fosse per quello manco mette insieme desinare con la cena. Conclude il suo editoriale in cui dice che la postura dell'Europa è di grande rigore, difesa della democrazia, di Zelensky, noto tangentalo, e dice dove dobbiamo andare da Trump e dirgliene due, dicendo: Trump, levati dalle scatole, questa è una partita tutta europea, ce la sistemiamo noi europei. Domanda, signora Natali Tocci, ma l'energia a noi chi ce la dà? Allora, ti fermo subito, Carlo, abbiamo la pausina delle 10, però ripartiamo da questa simpatica... Facciamo la pausa. Simpatica domanda, ripartiamo da lì. Chi ce la dà a noi l'energia? Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Allora, rieccoci qua. Scusa, a questo punto lo dobbiamo dire. Cosa? Cos'è che dobbiamo dire? Libertà, l'amiamo!
Dopo alle 10:30, alle 10:30 lo riconfermiamo con totale adesione sentimentale e intellettuale. Dicevamo, questi analisti qua non sono un po' diversi da quello che hai intervistato tu, Carlo, perché Gianandrea Gaiani avrà tanti difetti, ma è un pragmatico, è uno empirico. Proprio come stanno, cioè come tutti i militari, fa i conti con la realtà. Però che uno che dirige una testata, un web magazine come Analisi Difesa, ti venga a dire che il riarmo voluto da Bruxelles è un piano da Sturmtruppen, insomma, non è che l'ha detto un passante qualunque, no? È uno che studia questi temi e che si occupa di difesa e di questioni militari. Tra l'altro ci sono... Ti dirò che off the records mi ha detto, guarda che Sturmtruppen è anche troppo organizzato rispetto a... Andiamo bene. Io posso capire che la Germania abbia dei desideri, però non ho capito perché gli altri debbano accondiscendere, questo è il punto, no? Sì, ma soprattutto non si è capito con quali industrie devi fare sta roba. Cioè, noi continuiamo a parlare del riarmo, ma il riarmo significa svecchiare i magazzini militari americani. Il bello è che poi la Natalie ci dice andiamo da Trump e diciamo gli hai rotto i coglioni, cioè tu ti rendi conto, capisci in che mani stiamo, cioè, sì. No, tra l'altro Gaiani fa con te una serie di osservazioni estremamente stimolanti, no? Ne prendo un paio, ma l'intervista è tutta da leggere a pagina 7 della Verità di oggi. Allora, per esempio, una cosa che necessita di essere spiegata, l'Ucraina, dice Gaiani, è accusata dalla magistratura tedesca di aver fatto esplodere i famosi gasdotti Nord Stream, no? Quelli che ci avevano fatto credere che se li era fatti saltare Putin, stupidissimamente. Si autosabotava, no? Si autosabotava Putin, perché essendo notoriamente un deficiente, cioè uno che gli manca qualcosa, Putin si autosabotava. Allora, questo è stato il più grave attacco strategico alla Germania e all'Europa dal 1945, ricorda Gaiani. Tuttavia, nonostante questo, la Germania e l'Unione Europea continuano a sostenere l'Ucraina. La corruzione in Ucraina dilaga da sempre, naturalmente, era cosa stranota fin dalla sua indipendenza, ma adesso, diciamo, noi continuiamo ad appoggiare un regime di questo tipo. Spiegazione molto pragmatica: questi tifano per far la guerra per rimanere sulle loro seggioline di comando, che è molto terra a terra, ma insomma è anche credibile come ricostruzione, no? Ma vorrei far notare che noi stiamo combattendo in Ucraina col vessillo della democrazia e della onestà in un paese dove l'80% dell'esercito è nazista. No. Sì, ma non nazista per modo di dire, ma no, per radici profonde. No, è razzista vero, perché essendo loro in odio anti-russo da sempre, e probabilmente anche con qualche ragione dal punto di vista etnico-culturale, insomma, no? Loro, quando c'era il comunismo, hanno sviluppato una resistenza di tipo nazista. Se tu dici questa cosa qua, che è un'ovvietà, cioè è un'ovvietà, non è una scoperta come dire come quelle di Cafiero de Rao, è un'ovvietà, vieni impalato sul pennone più alto, capito? E oggi stamattina Belpietro fa un'osservazione, secondo me, scusami, su Panorama, nell'editoriale di Panorama, e dice: ma a questo punto vedo un po' di pacifinti in giro per i talk che cominciano a pigliare dei distinguo, ma il problema qual è? È che questa guerra in Ucraina poteva finire minimo 2 anni e mezzo fa, se quando l'operazione speciale immaginata da Putin non era andata a buon fine immediatamente, l'Europa, invece di giocare ai soldatini, fosse andata al Cremlino e avesse detto: senti Vladimir, facciamo una bella cosa, mettiamoci d'accordo, tu ti pigli le repubbliche russofone perché ovviamente devi tutelare la popolazione russofona e tutte le tue ragioni, perché c'è stata Odessa, perché c'è stata la casa dei sindacati, perché ci sono state le persecuzioni, però te fermi. Si prendeva Zelensky per la collotta e gli si diceva: caro Zelensky, noi abbiamo fin dal 1991 un rapporto che ci racconta
come attualmente voi siete fascisti, nazisti, quindi incompatibili con le libertà europee, e siete anche un paese a corruzione e delinquenza dilagante. Che vogliamo fare? Vuoi che ti abbandoniamo nelle mani dell'orso russo o la facciamo pace qua? 25 mesi fa c'era l'opportunità di fare questa operazione, ma si misero di mezzo Boris Johnson, si misero di mezzo le von der Leyen, si misero di mezzo i democratici che fino all'altro giorno stavano con l'Unione Sovietica, poi sono diventati democratici, e non se n'è fatto di nulla. Il risultato sono 4 anni di guerra, sono alcuni milioni di morti, e sono una soluzione introvabile, perché ha ragione Trump che dice è un casino, ed è un casino perché l'Europa continua a mettersi in mezzo e non consente l'unica oggi soluzione possibile, che è dire a Zelensky: cedi e chiudiamola qua. Tu fai anche una bella provocazione a Gaiani, o meglio, gli ricordi una cosa, no? Che Mattarella non andrà alla prima della Scala qua a Milano, a Sant'Ambrogio, il 7 dicembre, perché è in programmazione un'opera russa. A che ti risponde Gaiani con un patterello interessante. Il presidente Mattarella, 8 anni fa, ringraziò Vladimir Putin perché non scatenò una guerra dopo la repressione ucraina in Donbass. E peraltro Putin nel 2014, ricorda Gaiani, rinunciò ad intervenire con le armi già 11 anni fa e fu fortemente criticato in Russia. Quindi, che piaccia o non piaccia, argomenta Gaiani, questo signor Vladimir Putin è il leader più moderato in Russia con cui possiamo avere a che fare. Ed è indispensabile anche a Trump, perché Putin ha bisogno, o meglio, Trump ha bisogno di Putin per negoziare con Iran, Corea del Nord e Cina. A Trump non gliene frega più nulla dell'Ucraina, e il fatto che l'FBI si stia occupando della corruzione in Ucraina significa che Zelensky ha i giorni contati. Gli verrà imposta la pace. Che a me, tutto sommato, come scenario realistico non mi dispiace per niente, no? Se devo proprio giudicarlo da qui, dal centro dell'Europa. Ma io faccio il tipo per questa soluzione. Ma secondo te è ancora pensabile che io devo assistere alla pantomima di questi che mi vanno in televisione e mi dicono: ah, i salari bassi, ah, la non crescita, e quando gli dici: scusate, ma vi rendete conto che sono 4 anni che siamo in guerra, che ci state svenando con la guerra? E questi ti guardano con l'occhio vitreo alla Bonelli, che sembra un salmone bollito, e non sanno risponderti. Cioè, l'apicerno, cioè, tu hai idea di chi stiamo parlando, no? Dell'apicerno. Sì. L'apicerno che predica bombe ad ogni costo. Per arrivare dove? Per andare dove? Qual è l'interesse del popolo italiano? La difesa della democrazia, che sarebbe la corruzione massima esistente al mondo. E questa è la democrazia che dobbiamo difendere, a prezzo della fame degli ucraini, della vita degli ucraini, della debolezza dei nostri sistemi democratici e delle economie che si impoveriscono. Ma ha ragione Trump. A Trump di questa guerra non gliene fotte nulla, perché l'Ucraina è molto lontana da Mar-a-Lago, molto certo. lontana. Ecco, ma da questo punto di vista, ecco, tu l'hai ricordato prima, l'abbiamo citato, le parole di Papa Leone sono estremamente interessanti sotto un profilo di realpolitik, no? Lascia perdere che il Papa è un leader religioso, io sto parlando proprio di realpolitik. Ci ha ricordato una cosa molto semplice e anche molto interessante. Cioè, bisognerebbe avere il coraggio di fare l'opera di mediazione che possiamo fare. E mi sembra che tutto sommato la direzione di Trump rispetto anche al governo italiano e il rapporto tra Italia e Stati Uniti, in questo caso specifico, vada in quella direzione lì. Cosa c'è di male? Non lo so, io veramente a volte rimango basito. Tra l'altro questo Papa, lo dico perché non è che è come quell'altro che viene dalla Pampa sconfinata, cioè. Insomma, ha una caratura un po' diversa, mi sembra. Insomma, no? Questo è uno che quando dice cose, in particolare a livello di, come posso dire, cognizione
della diplomazia internazionale sa quello che dice, tant'è vero che non so se hai fatto caso, il povero Parolin conta come due di picche quando l'asso è bastoni, capito? Cioè, quindi, detto questo, è l'unica posizione possibile, e chi continua, e sai perché in Italia si continua a dire no, perché si ha paura del fatto che la Meloni acquisisca con questa postura dell'Italia, postura è una parola che mi piace per niente, sì, continua neanche a a me. Con questa posizione di apertura e di dialogo, hanno paura che la Meloni acquisisca una caratura internazionale non difficilmente scalfibile. La domanda è: ma tu, se la Meloni acquisisce questa capacità di relazione con le cancellerie di mezzo mondo, come fai a dirle non ti voto per il Quirinale? Perché questa è la loro grande paura in questo momento. Certo. Carlo, che potere però hanno, che peso specifico hanno quegli ambienti europei dai quali siamo partiti, la stessa von der Leyen, rispetto al potenziale o reale peso specifico del governo Meloni? Perché giustamente, come tu dici, se Meloni fa questa cosa, poi diventa difficile dirle no alla sua ascesa al Quirinale. È un ruolo politico a tutto tondo, importante e anche pratico, concreto, bello. Penso stimato da tutti, perché se una soluzione del genere venisse avanti, voglio vedere l'italiano che dice no, non mi piace. No, ma poi voglio vedere come fai a spiegarlo alle altre cancellerie che quella che ti ha levato il castagno a tu diventa rappresentante del paese, cioè voglio capire, è un po' complicato. Ecco. E che potere hanno? Hanno il potere di veto derivante da quei regolamenti e quelle ingabbiature contro i quali i poveri bulgari stanno andando in piazza, e questo è il problema, capisci? Cioè hanno il potere di dirti tu ti devi comprare le macchine cinesi, hanno il potere di dirti, perché gliel'abbiamo consentito, tu devi fare il cappotto termico a casa tua. Cioè, ma ti faccio una domanda: ma secondo te in quale altro posto del mondo dei governanti che hanno portato un paese allo sfascio, come col Green Deal, potrebbero ancora continuare a rimanere lì? In quale altro posto del mondo? Soltanto in Europa, perché l'Europa ha una struttura ademocratica. Questa è la verità. Perché se no in nessun altro paese al mondo, una classe di governanti che porta la gente alla povertà e alla distruzione della ricchezza potrebbe continuare a governare. E questo è il punto, capisci? Allora te dici: ma te sei contro l'Europa? Sì, sono contro l'Europa, contro questa Europa. Io ho una figlia che ha studiato in tutte le scuole europee, felicissimamente, e sono felicissimo che abbia acquisito questa dimensione culturale, diciamo, internazionale, che abbia avuto legami con tutti gli studenti del mondo. Carlotta è una ragazza oggi perfettamente cittadina del mondo, sono felicissimo di tutto questo. Ma quando guardo mia figlia e penso quale sarà il suo destino se l'Europa continuerà a essere quella che è adesso, mi vengono i brividi, perché l'Europa non mi ha risolto il problema di come campare domani, me l'ha aggravato. Yeah. Ma questo, guarda, riguarda il 3/4 della popolazione europea. Cioè, vorrei che fosse chiaro, se no noi continuiamo a pensare che sia la solita lagnanza degli italiani che chiagni e fotte, ma non è così. Cioè, l'unico paese che realmente si è arricchito con l'Europa è la Germania. Beh, siamo però alla fine, siamo alla fine di questa era, no? Io me lo auguro. Però sai, quando vedo che nei posti di potere continuano a permanere quelle cariatidi che ci hanno portato a questo sfascio, quando continuo a vedere che la Fornero può pontificare sui giornali, viene chiamata in televisione come se fosse l'oracolo di Delfi, quando, ti posso dire la verità, a me la Fornero mi assomiglia all'Abruzzone, cioè una che è laureata in psicologia e che parla di crimini come se fosse anatomopatologo, chimico, biologo, cioè
La Fornero è una che è laureata in diritto del lavoro, sa una sega come si fanno i conti, capisci? Però viene percepita come l'oracolo di Delfi. Finché continuerà questo ciarpame, non gliela fai, non c'è nulla da fare. Scusa, stamattina sono particolarmente... No, ma a parte che condivido, ma poi è anche vero che questo teatrino, diciamo, degli opinionisti, delle persone, dei personaggi, è sempre quello, è di uno stantio insostenibile ormai, no? È di un vecchiume inenarrabile, non mi riferisco alle età anagrafiche. Commentare la albanese, la stampa chiama Pula Gebreal. Cioè, capito? La Gebreal che deve parlare male l'albanese, cioè, sono due nullità che quando noi si andava al liceo, te lo ricordi, no? Ci insegnavano la somma algebrica, no? Sì. Meno più meno fa meno, non fa più cappero. Allora, la Gebreal più l'albanese fa meno, non fa più. Sì. Carlo, siccome il tempo scorre, e poi tra l'altro adesso poi sì, esatto, e comunque invito anche chi ci ascolta a mandare i suoi messaggi, molti lo hanno già fatto, poi te ne cito qualcuno al 340 6709 659 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp. Per quanto riguarda poi la linea, la apriamo dopo le 10:30, il numero è sempre quello 02 92 94 7222. Però l'altra cosa di cui volevo parlare è relativa a questo caso degli spioni, no? Oggi l'ottimo Fabio Amendolara, sempre sulla Verità, ci dà una notizia che smentisce la posizione, che peraltro era già poco credibile fin dall'inizio, dell'ex capo della Direzione Nazionale Antimafia, il magistrato Cafiero De Rao, il quale oggi è parlamentare 5 Stelle e tutti sanno chi è. Comunque, in 2 documenti c'è la prova che il signor De Rao aveva nel mirino la Lega, il Carroccio, Salvini. Inviò alcuni atti di impulso proprio sulla Lega e adesso lui dice ma io non mi ricordo niente eccetera, però aveva già messo nel mirino anche il senatore Siri. Allora, di tutta questa storiaccia orribile, schifosa, verminaistica, come da libro di Polloli e della nostra collega Cavallaro, 56 capi di imputazione, 23 persone indagate, bla bla bla, cosa ne tiriamo fuori in estrema sintesi, Carlo? Tiriamo fuori che evidentemente la democrazia in questo paese è a sovranità limitatissima. Mm-hmm. Sì, perché io purtroppo sono vecchio, non dirigo un giornale, non ho nulla, ma se io dirigessi un giornale farei un editoriale dicendo toc toc, signor Presidente della Repubblica, nonché capo del CSM, nonché garante della Costituzione, nulla abbiamo da dire? No, così, una domanda, capito? Cioè che mi passa. E vado avanti, ma questo signor Cafiero De Rao può continuare a dire non ne so nulla quando ci sono gli atti da lui firmati? E ulteriore domanda, Scarpinato, che ha fatto il galoppino di questa storia, che ruolo ha avuto? Perché anche lui sta in commissione antimafia? È la commissione antimafia o è la commissione tutela degli interessi di Cafiero De Rao e della sua converticola? E Laudati, PM della commissione antimafia, colluso con lo spione, perché non c'è un procedimento aperto? Ma tra l'altro Laudati non era in fama di centrodestra, no? Mi ricordo male. Beh, insomma. Mi pare. Era in fama di centrodestra, ma sai... Parlo di fama, non di sostanza, però insomma mi ma pareva così. Ma lì c'è un deep state che conta molto di più delle posizioni politiche, vorrei che fosse chiaro. Cioè è quella roba... quella lì è quella roba tu dici deep state, ma a me mi viene in mente un'altra parola siciliana che non pronuncio. Vabbè. Deep state è più nobile, più fine, certamente. Sì. Però, capito? Allora, la domanda è, ma secondo te perché Lauda? Perché Siri? Perché Di Ruba? Perché? Cioè, questa è la domanda. Perché cercano di colpire lì? Dice, ma perché ce l'hanno con la Lega? No.
per il semplice motivo che se tu colpisci la Lega, destabilisci, fai fibrillare la Lega, destabilizzi il centrodestra. Cioè oggi, parliamoci chiaro, l'unico partito che può mettere in discussione la Meloni è la Lega, ma non perché abbia la forza di disaccerare la Meloni, ma se tu alla Lega gli rompi molto le balle, poi finisce che dentro la Lega qualche posizione, diciamo così, revancista, magari anche del tutto giustificata, vorrei che fosse chiaro, non sto dicendo che non... Una reazione di pancia può venire fuori dalla Lega, a maggior ragione della Lega che ha dentro di sé Vannacci, e quindi fai facile a fare provocazioni. E perché lo fai? Perché sai perfettamente che se sfasci quel fronte hai una porta aperta verso il potere vita naturale durante, perché il Quirinale ti garantisce di governare senza che tu vinca le elezioni. È questa la cosa pericolosa. Cioè, tu attivi gli spioni non perché vuoi esercitare un tuo potere, non perché, voglio dire, alla Gelli, per capirci, no? Qui c'è un disegno politico preciso. Senti, ma da quale livello è attivato lo spione? Da quale stanza provengono gli ordini realmente? Perché qua è tutto uno scaricabarile, no? Capiello dice no, non c'entro io, non mi ricordo. Quell'altro dice no, era lui, ma non mi ricordo. È chiaro che questo disegno lucido che tu tratteggi implica che ci sia un mandante vero, non un caffiero di turno. Sai che esiste il reato di vilipendio, vero? Ah, ecco, sì, abbiamo capito. Quindi siamo a posto. Per cui anche le vicende dei Garofani non sono quelle cazzatielle che ci hanno fatto passare così, ma no? Sotto al naso. Ma dai, ma su, ragazzi, ma allora, domanda. Ma veramente voi pensate che l'inner circle Prodi, Zuppi, Ruffini, Franceschini si diano per vinti? No. Veramente voi pensate che quello sia voce dal seno in fuggita, più richiamare non vale? Ma ci stiamo prendendo in giro. E la domanda è, ma secondo te perché, chiamato in causa Garofani, il comunicato ufficiale viene dal Quirinale e parla a nome del Quirinale? Certo. Non so se hai fatto caso quanto è durata sta cosa. Pochissimo, nulla, è svanita immediatamente. Perfino, diciamo, il tuo giornale che l'ha sollevata, no? È stato bersaglio di feroci critiche dal sommo colle. Sì. Ridicoli, vi ha definito ridicoli. Capito? Ridicoli, capito? Allora, cioè, la domanda è, ma perché se posso diventare veramente fastidiosissimo, dai, per una volta fammelo fare. Posso? Tu puoi fare quello che vuoi, Carlo, assolutamente. Perché se la scappata di casa albanese dice che i giornalisti se la sono cercata sostanzialmente, certo. E allora viene fuori un putiferio, l'attacco alla libertà di stampa, bla 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 bla, e il Presidente della Repubblica si permette di dire che un giornale è ridicolo, non succede nulla? Infatti, perché francamente a me dell'albanese mi interessa fino a un certo punto, ma il signor che sta sul colle pesa un po' di più. Io vorrei domandare al mio ordine, al quale siamo iscritti sia te che io, che non si capisce che cazzo c'è stato, infatti, se si può impunemente definire ridicolo un organo di stampa. Sì. Ci sta tutta questa Per cosa. Il fatto di aver pubblicato non delle indiscrezioni alla Ranucci, ma un fatto acclarato. Perché non è che la verità se l'ha inventata sta storia, come fa Ranucci. La verità ha le A proposito, l'attentato a Ranucci? Fuochi d'artificio. E non era carnevale, però, neanche Capodanno. No, però no, cioè,
tu mi vuoi far querelare per forza, figlio mio. No, ma stiamo zitti, che è meglio. Stiamo zitti, che è meglio. Però alla fine anche il signor Garofani è rimasto dovere. Cioè è successo nulla quello lì. Ma sì, ma Garofani sta lì, Cafiero De Rao sta lì. Striano, ti risulta che abbia fatto un giorno di galera? No. Rosa e Olindo fanno l'ergastolo. Certo, ma Striano, che attenta all'integrità della Repubblica, sta libero e giocondo. Ma tutti, non so se avete letto oggi il pezzo di Amendolara. Sì, sulla verità. Il racconto che fa Melillo è spaventoso. Cioè Striano gli manda un appunto. No, Melillo, per capirci, Melillo è il capo della Direzione Nazionale Antimafia che viene dopo De Rao, che succede a De Rao, no? E si trova in quel bell'ambientino lì. E Striano, per dirti il livello di impunità che questo aveva acquistato grazie al sistema corrotto, perché di corruzione si tratta, non corruzione di soldi, ma corruzione dal punto di vista, diciamo, del rispetto delle leggi. Striano gli manda 9 cartelle in cui teorizza che lui deve diventare il capo delle SOS, che sarebbero le segnalazioni di operazioni sospette. Le operazioni sospette. Perché se diventa il caso delle SOS può spiare tutta Italia. Se ti rendi conto che l'accertamento che fanno su Diruba è un accertamento su un mutuo che lui vuole accedere per comprarsi una casa e diventa una SOS. Cioè, per il fatto che tu sei tesoriere della Lega sei immediatamente sospettato. È questo che non è accettabile. E poi però mandi la Mogherini in Europa che si inverta i soldi del contribuente europeo se l'inchiesta viene confermata. Ma di fronte a tutto questo l'Alto Colle mette fuori fastoni floreali di Garofani. Non so se è chiaro. E la stampa libera e indipendente non dice una parola. Allora Carlo, per fortuna in tutto sto verminaio c'è una persona che compare e noi lo amiamo. Lo amiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, da Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono numero chiuso, Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Signor Dutour, perché il Signor Dutour voglio qualcosa di straordinario, allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono, chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi in collegamento, spero anche video perché vedo l'immagine congelata, ma spero che ci sia perlomeno l'audio. Carlo, vediamo un po' di metterci a posto. Credo che la regia adesso stia in qualche modo richiamando Carlo Cambi. E intanto sì, dovremmo essere in grado di ricollegarci. Intanto diamo un'occhiata rapidissimamente alla prima pagina dell'agenzia ANSA di questo momento, giusto per avere un aggiornamento sulle notizie. Sarebbe saltato l'incontro tra Witkoff, Kushner e Zelensky. Il segretario di Stato statunitense Rubio aveva precedentemente parlato di qualche progresso nei colloqui con la Russia, e poi parla il segretario dell'Alleanza Atlantica della NATO. Rutte, se non c'è l'accordo, continuare con armi e sanzioni. Come no? Certo. Von der Leyen, con lo stop al gas russo, è un giorno storico per l'Unione Europea che entra nell'era dell'indipendenza energetica. Guarda che è fenomenale. Io pensavo, Carlo, che noi italiani avessimo il primato dell'umorismo, ma questi tedeschi ci superano. Ma l'indipendenza dove? Quando? Com'è che è l'indipendenza? Tu ti sei accorto che siamo entrati nell'era dell'indipendenza energetica europea? Non lo so. Oggi è una giornata storica, ha detto von der Leyen. Te la leggo così com'è. Storica per l'Unione Europea. Molti pensavano che non sarebbe stato possibile, invece oggi è successo. Ho sempre saputo che avremmo potuto farlo. Siamo pronti ad aprire collaborazioni con nuovi partner affidabili. È solo l'inizio di un vero successo europeo. Così, la signora von der Leyen ha commentato così l'intesa tra il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo. Inverno dopo inverno abbiamo aiutato Kiev e il suo sistema energetico. Riapriremo le infrastrutture e lo faremo ancora. Entriamo nell'era della piena indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia. Repower EU ha dato i suoi frutti, ci ha protetto dalla peggior crisi energetica dei decenni ultimi, ci ha aiutato a superare la transizione dai combustibili fossili russi a una velocità record. Stiamo bloccando definitivamente queste importazioni, esaurendo il tesoro di Putin, siamo solidali con l'Ucraina. Puntiamo a nuove partnership, non meglio determinate, forse quelle che dicevi tu, e opportunità energetiche per il settore. Momento storico e tutto il resto. Capito? Sai come si direbbe a Livorno? Come si direbbe a Livorno? E là è un po' il fiasco. No, ma anche perché ti ubriaca solo a leggerla quella roba qua. Comunque, questa è l'apertura. Allora, nuove partnership sono con l'Azerbaijan, che sta distruggendo gli armeni. Una garanzia. Una garanzia. Con il Qatar, che fino a ieri finanziava e tuttora nasconde i terroristi di Hamas, con l'Arabia, che a quel che risulta è una delle monarchie democratiche più illuminate del mondo. Sì. Con gli Stati Uniti d'America, che ci vendono il gas liquefatto che costa 7 volte quello che costa quello russo, ok? Un affarone. Con una crescita dell'Eurozona che è da prefisso telefonico, a fronte di economie come quella indiana che si sviluppano del 9%, e a fronte del riemergere sullo scenario internazionale di un partner di cui nessuno si fila, ma che io ho già individuato e di cui ho parlato ampiamente sul panorama, che si chiama Giappone, il quale Giappone ci farà un cesto tecnologico enorme, ma la signora von der Leyen dice che siamo entrati in una nuova. Sì, contentiamoci. Campionati. Allora, che bello, scrive un ascoltatore, se poi intanto apriamo anche le linee, lo dico a Francesco che ringrazio, in regia 0292 94 7222 per chi vuole intervenire, ma poi voglio una tua opinione anche sulla vicenda Montepaschi, l'inchiesta della Procura di Milano. Però intanto... Intanto, che bello, scrive un ascoltatore, sarebbe tornare agli stati sovrani, che si rispettano e si aiutano. Nel mondo c'è ricchezza per tutti, il mio sogno, un sogno di pace e di giustizia. Non è così sballata la storia, bisognerebbe avere il coraggio di tornare. Perché
perché non è affatto detto che le mega aggregazioni politiche siano sinonimo di pace e di benessere. Non mi pare. E poi, scrive Battista, già una volta per andare dietro alla Germania abbiamo pagato con la vita di soldati e civili bombardati a tappeto. Fa bene la Lega a bloccare questa follia europea, scrive Battista. Altro messaggio, Bruxelles un covo di corrotti e di papponi. Chissà quando i popoli se ne accorgeranno. Qui però bisogna che qualcuno li informi, e non sono in molti a informarli, giusto? Non mi pare. Ce n'è un altro che è scettico sulla definizione di nazismo degli ucraini perché sarebbero filo-ebrei. Questa me la deve spiegare il nostro ascoltatore perché non l'ho capita. Vedo che non l'hai capita neanche tu, Carlo. No, vabbè, fa un po' di confusione. Perché Zelensky è di sì, immagino che sia quello, no? Però, non questo non vuol dire niente. Allora, Maurizio, sono anni che parlo dell'Ucraina in questi termini in cui ne parlate voi, ma anche in radio mi si diceva con superiorità che altrimenti la Lega sarebbe stata rifiutata dal governo. Passati i mesi si poteva fare molto di più. Allora, la realpolitik per cui no, un po' ti draghizzi, un po' ti ucrainizzi, ci può anche stare. Poi conta la sostanza delle cose, no? Alla fine. Non mi pare. Anche perché alla fine No. c'è un rederazione, cioè Appunto. a cercare le motivazioni profonde delle cose, e la motivazione profonda delle cose ci dice oggi che questa impasse in cui siamo precipitati grazie all'imbecillità della signora von der Leyen e anche di Starmer, diciamoci la verità, e di Macron, probabilmente non ne usciamo vivi. Quindi voglio dire, vi ricordo che questo Presidente della Repubblica ha detto al dottor Savona: lei ministro non lo può fare. Quindi senti Carlo, però perdonami adesso, non voglio interromperti, però siccome abbiamo ruotato tutta la mattina intorno a questo benedetto Presidente della Repubblica, io non voglio parlare del signor Mattarella, ma della funzione, del ruolo e dell'istituzione che transitoriamente, per quanto sono già 2 i settenni, no? Al di fuori da ogni norma, comunque egli ricopre. Allora, questa istituzione, questa figura politicamente e istituzionalmente parlando del Presidente della Repubblica, io credo che vada cancellata con un tratto di penna, perché è fuori da ogni tempo, è un residuo per certi versi dello Statuto albertino ed è soprattutto diventato un centro di potere incontrollabile, diciamo non verificabile, oscuro, irresponsabile politicamente per Costituzione stessa. Non ha più niente a che fare con la modernità. Questo è un residuo del passato, del peggior passato, e secondo me va cancellato. Non dico Mattarella, sia ben chiaro, proprio l'istituzione, così come è configurata oggi, della Presidenza della Repubblica. Per me è una roba marcia, vecchia, guasta e antica. Ma scusami, i francesi, che io continuo ad amare, nonostante con De Gaulle hanno trovato il sistema migliore. Tu hai un Presidente della Repubblica che è contemporaneamente capo dello Stato, quindi rappresentante dello Stato e capo dell'esecutivo, e poi hai un Presidente del Consiglio che è veramente un primo ministro, cioè è semplicemente un esecutore delle direttive del Presidente della Repubblica, il quale Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini. Allora Ainis, quando scrive la sovranità appartiene al popolo, dovrebbe dire: però io sono fra quelli che ha sempre detto che ci vuole la funzione di arbitro, del contrappeso. Non ci vuole la funzione del contrappeso, qui ci vuole la presa di coscienza che lo Stato così com'è non funziona più. Ma il contrappeso è una magistratura sana che può inquisire anche i vertici dello Stato, salvaguardando la loro funzione politica, come avviene in Francia. A maggior ragione, se tu arrivassi a una vera autonomia regionale, hai bisogno a quel punto di un forte potere centrale che risponde direttamente agli elettori. Perché tu immagina, avendo oggi questa farraginosità del potere, se poi avessi 20 regioni autonome che su tutta una serie di materie, come sarebbe peraltro auspicabile, vorrei che fosse chiaro, legiferano per conto loro. Dove la fai poi la sintesi? Chi la fa la sintesi? Certo. Allora Carlo, abbiamo dei messaggi e 2 chiamate in attesa, per cui passerei in successione le 2 telefonate. Però io sono molto arrabbiato con te e con la radio. Perché Carlo? Perché mi fai paura?
collegamento mentre c'era Acerbis. Ti abbiamo fatto E perdere io non so se devo parlare con loro e penso a tutto che gli devo fare il regalo. Dopo ti giro il numero di Acerbis, così puoi fare il regalo di Natale senza andare dallo psicologo, senza che ti scoppi la coppia. Esatto. 2 telefonate. Pronto? Ti ho mandato gli indirizzi, i riferimenti, il telefono che mi ha mandato Morando. Ok, c'è già. No, mi sa che abbiamo sbagliato qua. Chiedo alla È regia. la Lisetta che sta parlando con la sua amica. Buongiorno Lisetta. Buongiorno. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Sì, buongiorno. Ringrazio il dottor Cambi. Come non essere d'accordo con lui? 2 cose. L'ANSA, sappiamo bene chi passa le veline all'ANSA, quindi non diamo peso a quello che ha detto adesso, perché questi sono Ma non è gli che l'ha detto ultimi... l'ANSA, l'ha detto la von der Leyen, comunque. Beh, appunto, ma l'ha riportato l'ANSA, per cui che lo dica la von der Leyen, ma l'ha riportato l'ANSA, quindi Sì, vabbè. sappiamo bene chi passa le veline all'ANSA. Questi sono gli ultimi rimasugli di un sistema che è morto. E l'unica cosa a cui non sono d'accordo con lui, cioè con il dottor Cambi, è che non bisogna ascoltare questi siti tipo l'ANSA, eccetera. Abbiamo un Cesare Sacchetti, abbiamo un Gianmarco Landi, e i siti internazionali danno già per certo l'accordo fra Trump e Putin per fermare questo schifo che hanno buttato in piedi i neocon e i democratici, appunto, americani. Per cui cioè, abbiamo la possibilità di informarci. Sappiamo che questo non è vero. L'avvertimento, ecco, diceva Cambi, questo è un avvertimento che dà la sinistra, il Dem, al Parlamento europeo, alla Mogherini, per quanto riguarda il discorso Mogherini, che dà alla von der Leyen, alla Callas, eccetera. No, non sono i democratici, non sono i neocon, ma è Trump che dice vi abbiamo in mano, e secondo me arriveranno tanti altri arresti a partire da quello che aveva gestito Leonardo durante i brogli che sono stati fatti in America durante le elezioni, per cui ne vedremo ancora tanti arresti, ma non è sicuramente la parte che ha detto, secondo me, che ha detto il signor Cambi, ma è Trump e Putin che lavorano in simbiosi e hanno già stilato l'accordo, che fanno capire occhio a come vi muovete. Va bene, grazie a lei. Allora abbiamo un'altra telefonata, forse non ho capito se ce l'abbiamo, nel caso la passiamo, se no lascio subito la parola a Carlo. Ok, perfetto, grazie Francesco. Allora, mi sembra un po' un risotto quella roba qua tratteggiata dalla nostra ascoltatrice. Può essere pure io spero che sia vero che Trump e Putin hanno fatto l'accordo, perché francamente di questa guerra non ne posso più, e ve lo dico da uno che segue i conti, che da giornalista economico, nel senso che non costo niente, vengo via per nulla, insomma, e francamente non c'è speranza. Poi se l'imbecille della von der Leyen dice che abbiamo inaugurato la nuova era geologica, vabbè, contenta lei, contenti tutti. Mi sembra, Carlo, che questa guerra... Poi si meravigliano che l'AfD arriva al 40% in Germania, capito? Cioè è questo che a me mi manda in bestia. Appunto. Mi sembra un po' il frutto di un'epoca definitivamente chiusa, questa guerra qua, no? Quegli anni in cui si fomentavano i paesi dell'est in un certo modo. L'Ucraina è rientrata in questo disegno qua che ormai ha fatto il suo tempo e a noi ci ha portato solo danni, enormi danni. Intanto però abbiamo una signora, Pina da Monza e Brianza, che dice: bisogna dire al signor Acerbis che doveva fare l'attore, è una cliente da 10 anni la signora Pina. E poi una domanda alla signora Pina che organizzeremo una gita sociale da Acerbis. Lo dobbiamo fare. Faremo il gruppo Acerbis Fan Club. Col nuovo anno questo accadrà. Intanto un altro messaggio da Mary. Chiedo a zio Carlo, ti chiamo così, guarda che bello. Giorgia. Ecco, Giorgia ha la volontà per venirne fuori, e se sì, basta quella?
No, non basta purtroppo. Giorgia, allora, il problema di Giorgia è uno solo, che è veramente circondata da una classe, diciamo così, dirigenziale non all'altezza di lei. Però purtroppo non basta solo la volontà di Giorgia. Ripeto, noi siamo vittime di una struttura dello Stato pensata in epoca post-fascista, che ingabbia la possibilità dell'esecutivo di fare il suo mestiere vero, di fare l'esecutivo. Ora, se voi leggete un po' di cronache politiche, troverete il solito signore col ditino alzato che dice: ah, ma il governo si è sostituito al Parlamento perché fa le leggi lui con i decreti, eccetera, eccetera. Il problema è che è vecchio il sistema, e che se il governo non facesse così, indipendentemente da chi è al governo e chi lo comanda, non avrebbe la capacità di incidere sull'attualità. Quindi il problema della Giorgia, secondo me, non è tanto se ha la volontà, il problema è se facciano fare, appunto. Carlo, c'è una chiamata e poi un messaggio di Gianni da Roma che leggo subito dopo la chiamata. Pronto? Buongiorno, Pronto? sono Luca di Buongiorno. Giorgello Rider, buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno cari, era un po' che non mi faccio sentire. Per quanto riguarda questa guerra, è dall'inizio del conflitto che la Lega, io che sono un leghista della prima ora, sono sempre stato contrario all'aiuto all'Ucraina, e ce l'ho su un po' col governo attuale, perché noi della Lega ci facciamo sentire un po' poco. Abbiamo un megatumore in questo governo che è Forza Italia. Forza Italia è un tumore di questo governo, però ce la dobbiamo tenere per i numeri, se no salta e l'alternativa è peggio. E non mi piace anche il ministro Tajani, che ha detto in un'occasione che lui è il ministro degli esteri e si fa quello che dice lui. No, lui deve fare quello che dice il triumvirato, cioè l'accordo che si raggiunge nelle stanze tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega, e lui, diciamo, svolge quello che viene deciso, no? Che lui decide come vuole lui. Questo governo è troppo ha tirato fuori, ha continuato il berlusconismo in cose economiche. Invece non ha tirato fuori il berlusconismo per quanto riguarda la guerra, perché se era per Berlusconi era totalmente dalla parte di Putin. Niente, questa guerra deve finire, abbiamo subito le perdite. Allora, grazie tanto. Luca. Buona giornata a tutti. Diceva giustamente Carlo, ci fosse stato Berlusconi avremmo avuto un'alleanza con la Russia, no? E non ci sarebbe stata la guerra, perché era il disegno di Pratica di Mare, famoso, antico, peraltro molto intelligente, molto logico. E fra l'altro boicottato proprio dai dem americani, che avevano capito che se questa cosa fosse avvenuta, il disegno che era stato portato avanti con Tangentopoli sarebbe naufragato, perché l'Italia avrebbe riassunto una sua indipendenza internazionale. E avremmo capito anche quanto stupida fu la guerra del 99 contro la Serbia, tra le altre cose, no? Tra le altre cose. Allora, Carlo, ne pensa, chiede Gianni. Il vicepresidente del Consiglio di quella guerra, che autorizzò i bombardamenti, era Sergio Mattarella. Intanto, tanto per cambiare, intanto Gianni da Roma ti chiede, Carlo, a proposito della vicenda Montepaschi, ricapitolando: per decenni una parte politica saccheggia banca pubblica portandola al fallimento, poi governa parte avversa, la salva, la rende competitiva, ma il potere togato fin lì sonnecchiante si sveglia e incrimina. Chi l'ha portata al fallimento? Ti chiede Gianni. Che ne dici? La storia di Montepaschi è scritta nei libri. E faccio notare che tutte le inchieste che hanno riguardato il Monte Paschissiana sono finite con assoluzioni, tranne una di cui nessuno vuol parlare, ed è la morte del povero David Rossi. Già, che è rimasta... Quindi vuol dire che tutto quello che riguarda il Monte Paschi di Siena, quando tu vai a indagare, finisce in niente. E questa inchiesta è fatta solo e esclusivamente ad un fine: far capire. No, tra l'altro, fammi dire una cosa, io trovo giustissimo quello che ha scritto ieri il tuo direttore Belpietro, no? Che ci fosse un accordo lo sapevano anche i bambini dell'asilo, non è una roba strana.
come fai a fare una cordata se non ti metti d'accordo? Appunto, è una tautologia, come si dice, no? È una cosa ovvia. Quindi io non è che capito questa inchiesta, il succo dell'inchiesta. Vedi, ogni volta che si parla di queste inchieste, un conto è se parli di fallimenti, bancarotte, eccetera, eccetera. Faccio notare che il padre della Boschi per il fallimento della Banca Etruria è stato assolto. Faccio notare che per i fallimenti delle banche volute da Matteo Renzi, quei fallimenti in ossequio ai regolamenti europei, non ha pagato nessuno, perché sono tutti finiti con assoluzioni quei processi. Perché quando ti vai a misurare con le regole dell'economia, o c'è un reato fiscale, o c'è un falso in bilancio, oppure tutto il resto è fuffa. Perché in economia, come mi disse tantissimi anni fa un grande agente di cambio, mentre al Bifiscala mangiavamo l'os bus con risotto, mi guardò negli occhi e mi fece: lei è un giovane giornalista dell'economia, ma si tenga presente che quando entra a Palazzo mezzanotte c'è un solo articolo di legge che vale. E io dissi: quale? L'articolo 5, chi ha i danè ha vinto. È cambiato niente. È una regola sempre valida. Quindi mi fanno un po' ridere. La verità vera qual è? Tant'è vero, non so se avete fatto caso, che l'opposizione sull'inchiesta Mediobanca sta schiscia. Sì. C'è Clara da Sondrio che ti domanda, Carlo, ma tutte queste gate, Qatar Gate, Green Gate, ONG Gate, Covid Gate, Mogherini Gate, tutte nascoste sotto il tappeto o si proseguirà a smantellare la matassa? No, e quando mai? Scusa, ma se tu... allora, i gate sono i cancelli, no? Sì. Quindi questi chiudono i gate quando i buoi sono già scappati, cioè, mica sono scemi. C'è una telefonata, Carlo, la sentiamo subito. È la Cerbis. Magari, pronto? Ha chiuso? Ha chiuso la telefonata, quindi niente. Senti Carlo, siccome siamo a pochi minuti dalla fine, naturalmente chi vuole intervenire ha ancora il tempo per farlo, perché abbiamo 5 minuti, allo 02 92 94 72 22 anche i messaggi li potete continuare a mandare al 340 6709 659 6709 659 perché vuole intervenire. Però Carlo, a me oggi mi ha colpito tra tante cose, non so, intanto ti chiedo perché mi incuriosisce qual è stato il pezzo della tua rassegna stampa di stamani che ti è più interessato, perché attraverso il tuo interesse capisco sempre qualcosa anch'io e anche chi ci ascolta. Qual è stato l'articolo di oggi più intrigante? È un articolo di Giuliano Ferrara su Bologna. Che dice Ferrara? Che mette in trasparenza come la crisi che ha preso Bologna, che era una città-stato, fra virgolette, dove però la sinistra ha distillato la sua faccia migliore, il modello emiliano, eccetera, eccetera, che finisce in preda dei propalle, di questi estremismi, e disegna una traiettoria della società italiana che si è smarrita. Scusami, e devo dire che questa osservazione su Bologna, che vale anche per Torino, è il segno che questo nuovo estremismo, fomentato anche dalla signora Schlein, che non se ne rende conto, ma è la principale artefice di questa deriva, segnala come la disgregazione degli stati sociali che facevano da aggancio fortissimo all'identità italiana. A Torino la classe operaia, è quello che ci stiamo a girare intorno, a Bologna quella florida media imprenditoria anche cooperativa che aveva assicurato un alto livello di benessere. Crollati questi pilastri socio-economici, le città perdono immediatamente appeal e capacità di, come posso dire, proposta, e diventano luoghi del rancore. Brutto anche, tra l'altro, e poi hanno un tessuto sociale che si va sfarinando in maniera negativa, rabbiosa, economicamente non valgono più niente, perché Milano è un mondo a parte ancora, perché è un'altra realtà. Canesi, cioè Milano ormai è una specie di
crocevia di No, interessi. però questa cosa, Bologna, Torino, sono città che si vanno impoverendo in maniera drastica. E Sì, questo è sì. il grandissimo fallimento della sinistra italiana, c'è poco da fare, no? Ma lo dico con dolore anche, perché comunque c'era del buono lì dentro, in quelle tradizioni civiche, no? Certo, è anche un fallimento nostro, che non abbiamo saputo approfittare di questa crisi della sinistra per rilanciare i valori identitari come antidoto al declino. Ecco, ma secondo te chi tireranno fuori a Milano come candidato sindaco? Non dico il nome, ma un profilo, perché questa qui secondo me è una cartina di tornasole molto importante. Di loro. Non del centrodestra, dico naturalmente, del centrosinistra non... Oggi, se io oggi dovessi candidare qualcuno a Milano, candiderei o un signore di lunga tradizione industriale che appartenga a quella Milano del fare che veniva prima della Milano da bere, oppure candiderei un grande intellettuale lombardo che è ancora in grado di parlare in milanese. Ce l'hai in mente qualcuno? No, non cioè. No, non ti chiedo un nome perché sarebbe stupido, però il profilo è interessante, insomma. Ti dico qualcuno che abbia lavorato lungamente a Brera, qualcuno che abbia fatto della facoltà di architettura di Milano, sto parlando della facoltà degli anni 60, non di quella di oggi. Un modello di nuova estetica per l'Occidente. Sto pensando alle dinastie imprenditoriali dei Rizzoli, dei Mondadori, sto pensando a qualcuno che nasca da quel milieu lì, non so se mi spiego, capito? Cioè, secondo me a Milano oggi serve un sindaco non pratico, non manageriale, serve un sindaco identitario. Cioè uno che ti dice nelle aiuole di Piazza Duomo ci rimetto lo zafferano. Ecco. Perché Milano ha bisogno di ritrovare la sua anima, altrimenti è una città perduta per molti versi. Carlo? Io non so come la vivete voi, ma io tutte le volte che vengo a Milano, allora io ti racconto questa cosa. Dai, posso un aneddoto? Dai, certo. Mio nonno era un presidente agrario e anche industriale e a una fiera campionaria decise di portare gli operai in gita alla fiera campionaria a Milano. E mi ricordo che andarono a Biffi Scala, ci portò non tutti a Biffi Scala, dove ti davano il panino sul piattino ogni volta, e il caseere della fabbrica, che si chiamava Stellante Papi, detto Nano, a un certo punto si girò il cazzo, prese il paniere dei panini, lo mise in mezzo alla tavola e disse: noi facciamo prima. Però io di quella Milano lì, quando ero bambino, avevo questo fascino. C'avevo il fascino della gente ben vestita, dell'efficienza, sentivi che c'era questa spinta al fare, ma era sempre un fare educato, non era mai un fare sguaiato, non era una ricchezza ostentata, non erano i cocktail la sera, erano, che so, un bicchiere di San Colombano bevuto volentieri mentre ti mangiavi un'animella o un rognone fatto come Dio comanda, era ascoltare comunque Verdi o Mozart, era andare in giro per librerie a comprare dei libri che nella mia piccola provincia toscana si faceva fatica a trovare. Era quella Milano lì, cioè era una Milano sulla quale scommettevi sulla tua promozione intellettuale. Quando io oggi vengo a Milano, scendo alla stazione centrale, mi domando, ma io che cappero ci sono venuto a fare? Sì, infatti. Ecco, la differenza sta lì. Io vorrei un sindaco che mi restituisse la Milano del rognone al cognac, che faceva magistralmente Biffi. Sì, che non è il passato, può benissimo essere il futuro. Certo che dovrebbe essere il futuro, secondo me. Carlo, dobbiamo, ma non è passato, non è passatismo questo, sono perfettamente d'accordo con te. Dobbiamo salutarci perché sono le 11
Però lo faccio con un piccolo consiglio di lettura. Sul sito che è stato fondato anche da Gianluca Zanella, che in questo momento è famoso perché si sta occupando della vicenda di Garlasco efficacemente e da mesi, c'è un bell'articolo in home page stamattina sulla strage di Capaci e su chi premette realmente il telecomando della strage, il radiocomando della strage. Non Brusca, ma uomini dei servizi segreti. Ve la faccio molto corta, ma l'articolo è molto ben documentato. Qui dovremmo aprire tutto un altro capitolo. C'è anche un bel libro di Edoardo Montolli, I diari segreti di Falcone, di cui abbiamo parlato più volte anche con lui, con l'autore. La busta di Borsellino, perché non si è mai trovata? Appunto. Però leggetevi il pezzo e fatevi la vostra idea. Magari ne riparliamo settimana prossima, Carlo, perché... Sì, tu hai due incombenze. Uno mi saluta un collega e l'altra devi dare una strizzata fortissima a Frida. Che è qua ai miei piedi, lo farò subito. Grazie a Carlo Cambi, davvero. Ciao Giulio, e a tutti. Sai che sei diventato uno dei miei cari amici, oltre a essere uno dei colleghi più bravi che io abbia conosciuto in vita Questa cosa mi rende felice, Carlo, e sai che vale anche la cosa reciproca. Come avrebbe detto Verdone, esatto. Lo vedi che è reciproco. Esatto, esattamente. Perché io non so comunista così, so comunista così. E salutiamo il pubblico con questi due pugni chiusi. C'è anche lei, peraltro, e guardala Ciao, qua. patata! Un saluto a tutti, grazie Carlo, un abbraccio. Abbracci, ciao.